Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai. L'esercizio della memoria, che è quello che non va mai perso perché senza i ricordi, senza una memoria storica forte e importante, non c'è la possibilità di avere né un presente né tantomeno ovviamente un futuro. Quindi vorrei, sperando che possa arrivargli, lanciare un messaggio a Matteo Salvini. Questa si chiama, del 25 aprile, festa di liberazione. L'Italia in quel giorno, esatto e preciso, fu liberata, perché non bisogna essere contro la storia, ma la storia va studiata, la storia va letta, va riletta e fa soprattutto la possibilità, ci deve essere, di non poter commettere gli stessi errori. Ma partiamo per ordine. Intanto buon 25 aprile, buona festa della liberazione, siamo ancora qui, è domenica, siamo sul 10 del Digitale Terrestre, questa è TEN, nel nostro settimanale di approfondimento rispetto ai temi maggiori trattati durante la settimana. Ripartendo con ordine, c'è purtroppo la cattiva notizia che dopo la visita, nonostante la visita di Draghi ovviamente in quello che è il continente che ha più difficoltà da questo punto di vista, quindi la Libia, dopo i complimenti di Draghi per il controllo delle coste e quindi dei fenomeni migranti ad alto rischio, purtroppo si registra nella giornata di venerdì un altro record negativo, con quasi 130 morti che cercavano la libertà, cercavano la fuga, cercavano la possibilità di una vita migliore, nonostante, voglio dire, la nostra nazione in questo momento non se la sta cavando. Però c'è una nota positiva rispetto a questa, perché il piano di riforma, quindi di resilienza, il piano economico che dovrà essere varato con le sue 319 pagine, sta apportando delle novità. E quindi ci auguriamo che tra lunedì e martedì possa essere evidente ciò che accadrà per quello che potrà garantire una ripresa economica del nostro Paese. Questo per quello che riguarda la nazione, per quello che riguarda la nostra regione, c'è grande confusione. Un'opposizione che ogni tanto dà un piccolo cenno, ma chi governa è in perfetta, assoluta confusione. Basti pensare, in queste ore in cui vi stiamo parlando, l'enorme caos generato dal Vax Day annunciato, che però di fatto è nella sostanza. Ha trovato impreparati chi doveva gestirli, ma soprattutto le metodologie di somministrazione e di inoculazione dei vaccini. Grande, ulteriore errore da parte di chi amministra, di chi governa, di chi ha deciso questa giornata, nonostante l'annunciata in pompa magna. Mentre per quello che riguarda le regionali, se da una parte il centrosinistra ancora deve cercare di compattarsi, pare che la candidatura per quello che riguarda il centrodestra di Roberto Chiuto sia una cosa più o meno fatta, perché tra il sì di Calabretta, che rappresenta a Crotone la Lega, c'è anche qualche tentennamento, perché si aspetta ovviamente la riunione romana. Ma mentre proviamo a decidere quello che sarà nelle future elezioni, c'è una terra che soffre. E per parlare della nostra terra, della Calabria, in rapporto e in relazione con quello che è la cosa più preoccupante di questo momento storico, parliamo e consideriamo attraverso i primi 4 servizi qual è la situazione del Covid. La Calabria resterà in zona arancione, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe relativo alla situazione della regione. In peggioramento nella settimana 14-20 aprile l'indicatore relativo ai casi di Covid-19 attualmente positivi per 100.000 abitanti, anche se si registra una diminuzione dei casi del 2,2% rispetto al dato analogo della settimana precedente.
consistente la pressione sulle strutture ospedaliere. Sopra la soglia di saturazione, infatti, l'occupazione dei posti letto sia in area medica al 50% che in terapia intensiva al 31%. La percentuale invece di popolazione calabrese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,1%, a cui si aggiunge un ulteriore 7,7% solo con prima dose. Che sia per un tampone o per un vaccino, c'è sempre da stare in fila. Il Covid-19 imperversa in provincia di Cosenza e l'ASP è impegnata sui due fronti per contrastare l'avanzata del virus, con lo screening sulla popolazione e la campagna vaccinale. A Via degli Stadi, a Cosenza, le due operazioni si svolgono a distanza di pochi metri. All'aperto i test molecolari sulle persone sintomatiche e sui contatti di positivi. Soltanto in questo drive-in se ne eseguono più di 200 al giorno. La percentuale dei positivi è elevatissima. Ieri, su 1149 tamponi, ne sono stati riscontrati 242, il 21,1%. Cosenza, Montalto, Campana, Mantea, Paola e Rende i comuni maggiormente interessati. Trend in crescita nell'ultimo periodo. L'incidenza settimanale dal 29 marzo al 4 aprile era di 135 casi su 100.000 abitanti, dal 5 all'11 aprile di 171, mentre dal 12 aprile al 18 è stata di 207 casi su 100.000 abitanti. È aumentato il numero di tamponi effettuati, ma anche la percentuale di casi positivi, salita dal 18 al 22%. Calano di 9 unità i ricoveri in area medica e di 3 quelli in terapia intensiva, ma sono diverse le situazioni severe che i medici degli ospedali calabresi sono costretti ad affrontare. La situazione praticamente non può essere vista diversamente da come era qualche settimana fa e qualche mese fa. Siamo in una situazione di piena emergenza. Ripeto, c'è stata una lieve riduzione del numero dei ricoverati nel nostro ospedale. Per esempio nel mio reparto fino a qualche settimana fa eravamo sempre con un numero di pazienti intorno a 37-38. Adesso oggi avevamo 32 pazienti, 2 li stavamo dimettendo, però di questi 32 pazienti deve considerare che almeno 11 sono pazienti che sono in terapia subintensiva, cioè sono con alti flussi e con una ventilazione non invasiva, per cui pazienti che hanno una condizione clinica molto grave. Il virus sembra aver cambiato obiettivo. Forse si cominciano a raccogliere i frutti della vaccinazione dei soggetti anziani, ma complici le nuove varianti, si è abbassata l'età media dei pazienti che presentano quadri clinici complicati. Stiamo riscontrando delle brutte polmoniti, soprattutto in pazienti giovani, quindi con un'età media sui 45-50 anni. Sono pazienti che dobbiamo gestire con alti flussi o comunque con ventilazione non invasiva, quindi pazienti comunque molto delicati. Siamo pieni e in più c'è un rapido turnover, cioè non appena dimettiamo dei pazienti subito vengono sostituiti da nuovi ingressi. Il virus cammina, cerca nuove case da abitare, questo è un messaggio rivolto soprattutto ai giovani che devono stare molto attenti. E tra le altre cose la luttuosa notizia che arriva da Roggiano Gravina, dove un giovane di 20 anni, dopo un periodo di quarantena e di isolamento domiciliare e quindi di terapia domiciliare, all'improvviso con un malore, poi sappiamo come è andata a finire, perché purtroppo il decesso di un giovane di 20 anni che stava per compiere appunto 21 anni non si può assolutamente tollerare, bisogna mantenere alta la guardia, bisogna soprattutto cercare di capire che la storia non è finita in relazione a quella che è la diffusione della pandemia, per cui occhi aperti, perché questo è un momento molto molto delicato. Ma a proposito di ciò che cambia o non cambia in Calabria, vi ricordate, vi abbiamo raccontato la storia di Villa Bianca, le dichiarazioni di Spirlì, sentite cosa è successo. Cominciamo dalla prima stanza, dagli abbaini fino ovunque. E la gente muore in ambulanza, io a questo punto voglio sapere il nome e cognome di chi stabilisce che il suo posto al caldo è più importante di un ricovero di una persona che sta in emergenza Covid. Blitz del presidente facente funzione della regione Nino Spirlì a Villa Bianca, la struttura destinata a diventare un centro Covid da 100 posti. Spirlì incalza e chiede all'azienda Materdomini di Catanzaro la consegna immediata dei locali che, con il supporto dell'esercito e adeguamenti strutturali, potrebbero ospitare anche reparti di subintensiva e intensiva. 5 mesi che stiamo aspettando che l'azienda Materdomini consegni i locali, che peraltro abbiamo
provveduto assieme alla Protezione Civile a rimettere in attività proprio per poter finalmente aprire questo mega reparto di Covid nella zona centrale della Calabria. Ancora questi 100 posti non ci sono stati consegnati, vogliamo sapere a questo punto chi blocca questa operazione. Non ci sarebbero neanche problemi di carenza di personale, dice Spirlì, ci sono le risorse per le assunzioni. La Regione Calabria ha dato palate di milioni per fare le assunzioni, le ASP e le aziende ospedaliere non stanno assumendo. I soldi ci sono milioni nelle casse delle ASP e delle aziende ospedaliere. Devono dirci perché non stanno assumendo medici, infermieri, OS, tecnici. Voglio sapere perché. Perché i soldi li hanno avuti. E non è tutto, anche sulla campagna vaccinale e sulla raccolta dati il Presidente facente funzione ha intenzione di andare a fondo. Ci sarebbero discrepanze sul numero dei vaccini somministrati e quelli riportati nei report. Anche così si spiegherebbe il ritardo della Regione rispetto al resto del Paese. Ci sono ben 23.000 vaccinazioni non ancora riportate sulla piattaforma, quindi noi abbiamo le schede, sono tutte regolarmente registrate sul cartaceo, ma dal cartaceo al computer da settimane non sono state riportate, quindi noi siamo a quel 77-78 che non è reale, perché chi non sta facendo quello che deve fare ritengo che se ne debba andare a casa, basta, in questo momento non c'è più nessuna possibilità di pazientare. Pensate, è lo stesso solito gioco, no? Dal rimbalzino. Chi controlla il controllore. Questa storia d'amore con Longo non sappiamo se sta durando ancora tra il facente funzioni e Longo, perché tra una giacchetta alla protezione civile e un giubbotto a tutela dei calabresi bisogna capire che cosa si dicono Spirlì e Longo quando si incontrano e soprattutto quanto Spirlì, visto che il governo è allargato e che la rappresentanza della Lega ci sta in Parlamento e quindi ben rappresentata, cosa può succedere? Solo lui può chiedere delle notizie di prima mano e rispetto a ciò che è stato annunciato su Villa Bianca esistono le palate, così ha detto, di milioni mandate alle ASP e le ASP non spendono e allora bisogna andare a fondo e capire di chi sono le responsabilità. Intanto il facente funzioni ha denunciato e si assume le responsabilità di ciò che dice di fronte ovviamente alle telecamere, ma in una Calabria che ha dei problemi di gravissima ritardo sulla sanità. Cosa è successo a Catanzaro? Che pensate che per ben 15 anni un dipendente ha percepito lo stipendio senza mai andare a lavorare. 15 anni di retribuzioni senza però mai recarsi al lavoro, un assenteista seriale scoperto dalla Guardia di Finanza, dipendente dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Le indagini hanno portato all'iscrizione a vario titolo sul registro degli indagati di 7 persone superiori che non avrebbero adottato provvedimenti nei suoi confronti. 538.000 euro complessivi, soldi guadagnati dal 66enne alle porte forse della pensione, senza però mai recarsi effettivamente sul posto di lavoro. Il sogno italiano potrebbe essere una sceneggiatura del prossimo film di Checco Zalone. Permetteteci la battuta. Gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno consentito di rilevare che l'uomo, già in organico all'azienda, nel 2005 era stato assegnato al centro operativo emergenza incendi dell'ospedale catanzarese, ma attraverso l'esame dei tabulati di presenza, dei turni di servizio e delle testimonianze di alcuni colleghi non si è mai recato in servizio. Avrebbe fatto ricorso tramite intervento di terze persone anche a condotte estorsive, secondo quanto ricostruito dalle indagini. Nel 2020 l'azienda ha avviato un primo procedimento disciplinare nei confronti dell'uomo, evidenziando la condotta assenteistica e il dipendente è stato poi licenziato. E quindi adesso sulla gogna va solo il dipendente, ma pensate a quelli che possono essere i meccanismi di controllo all'interno di un'azienda ospedaliera. Cioè nessuno si accorge che per 15 anni una persona non va a lavorare. Questa mi sembra comunque una notizia che, assimilata a tutto ciò che accade, non ci può far avere grandi speranze, ma soprattutto in questa giornata della liberazione noi dobbiamo sperare e dobbiamo volere, dobbiamo desiderare impegnarci per liberarci da queste situazioni. Ma guardiamo invece, per quello che riguarda il Covid, qual è la situazione della vaccinazione nella nostra regione.
generale Figliuolo detta i tempi delle vaccinazioni. Lui, esperto di logistica, è abituato a ragionare per obiettivi. Il piano prevede il raggiungimento di 500.000 somministrazioni al giorno. Le regioni dunque dovranno adeguarsi, accelerare e seguire la tabella di marcia imposta dalla struttura commissariale nazionale. Per la Calabria, nella settimana dal 16 al 22 aprile, il target da raggiungere è l'inoculazione di 9.644 dosi di siero al giorno, per un totale di 67.510 in una settimana. Nel documento, reso pubblico oggi, si evidenzia che il criterio della distribuzione delle dosi è stato rivisto in base al principio una testa, un vaccino, a partire da una proposta della struttura commissariale condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il cui contenuto è diventato esecutivo tra il 15 e il 18 aprile. Al momento la nostra regione non ha questi numeri, ma dovrà adeguarsi. D'altronde aumentano i centri vaccinali in ogni provincia e l'apertura degli hub come Catanzaro e Corigliano Rossano rappresentano la possibilità concreta di aumentare la platea dei vaccinati. A Catanzaro si somministra solo AstraZeneca e secondo i sanitari a rifiutarlo è stato il 5% degli aventi diritto. Nei prossimi 3 mesi in Italia arriveranno 54 milioni di dosi. Ad assicurarlo Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. Breton, come l'amministratore delegato di Pfizer, sostiene che in autunno si tornerà alla normalità. Soffia il vento dell'ottimismo e si va verso le graduali riaperture. Intanto però bisogna fare i conti con la realtà e i fatti ci dicono che oggi la nostra regione resta fanalino di coda in Italia. È operativa in Calabria la piattaforma di Poste Italiane per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid per gli over 60. La fascia d'età tra i 60 e i 69 anni, per essere precisi, si somministrerà solo AstraZeneca presso gli hub e i centri vaccinali. La piattaforma per le prenotazioni del target di persone tra 60 e 69 è operativa già da ieri sera, dalle ore 22. Dopo una riunione quindi di condivisione col team di pianificatori dell'esercito, col commissario ad acta Longo e il presidente Spirlì, si è deciso di procedere subito e dare la possibilità agli over 60 di prenotarsi. Io le do alcuni dati. Grazie anche alla collaborazione delle ASP abbiamo inserito 36.000 slot, quindi 36.000 possibilità di prenotazioni, e alle 14 di oggi sono state le prenotazioni nel numero di 6.600. Ovviamente parliamo di prenotazioni per la vaccinazione col vaccino AstraZeneca, come riportato anche nel comunicato della Protezione Civile di ieri. Nonostante l'apertura di nuovi centri vaccinali, la Calabria continua a rimanere fanalino di coda per quanto riguarda la somministrazione del vaccino anti-Covid. Continuano poi a registrarsi problemi nella prenotazione del vaccino sulla piattaforma di Poste Italiane, ancora per persone fragili e vulnerabili, spesso costrette a recarsi in hub che si trovano a centinaia di chilometri dal proprio comune di residenza. C'è poi il problema delle vaccinazioni domiciliari per le persone cioè che non possono uscire da casa perché, ad esempio, allettate. Ecco il racconto di una nostra telespettatrice che da febbraio non riesce ad ottenere risposte. Il 25 febbraio sono riuscita a contattare, dopo vari tentativi e un'attesa abbastanza lunga, ma sono riuscita a contattare il numero telefonico che era stato diffuso dall'ASP e ho prenotato 3 persone ultra ottantenni, o meglio ho espresso il consenso per queste 3 persone. Specificando che una di queste aveva necessità del vaccino a domicilio. Mi hanno detto che di questa necessità avrebbero preso nota, ma che la campagna delle vaccinazioni a domicilio non era ancora iniziata. Siamo al 19 aprile, di fatto nessuno si è fatto sentire. Nel frattempo è stata attivata una piattaforma nazionale dove noi abbiamo fatto vari tentativi, siamo riusciti finalmente ad accedere con i dati della signora interessata che ha 86 anni
ha varie patologie, tra cui il parkinsonismo, quindi non deambula, non può muoversi da casa. Altro tentativo, il numero verde nazionale per prenotare il vaccino a domicilio. Mi hanno chiesto per la terza volta i dati, sempre specificando vaccino a domicilio, e li hanno acquisiti per la terza volta, dicendo sempre che comunque bisognava attendere. Quindi dal 25 febbraio, diciamo, richiesta effettuata con 3 modalità differenti, ma ancora non si sa nulla. Questa è una cosa che posso confermarvi perché i primissimi giorni di aprile ho provato a fare la stessa identica prenotazione su quella che è la piattaforma nazionale per 2 persone disabili al 100%. La registrazione è andata ovviamente a buon fine, con i codici che devono anche inviarti su un numero di cellulare, perché devono dimostrarsi che per andare avanti e chiudere la prenotazione e comunicando una mail, che quanto prima saresti stato ricontattato. 15 giorni dopo non si ha notizia di ciò che potrà accadere per 2 persone che sono disabili al 100% e che sono ovviamente costretti ad aspettare l'eventuale vaccino, l'inoculazione, dentro la loro abitazione. Questa è l'Italia, questa è la situazione, questa è la Calabria. Ma mentre c'è gente che aspetta e qualcosa che non funziona, guardate cosa succede al Dipartimento della Salute della Regione Calabria. I cartelli della protesta e le mascherine. Siamo all'interno della cittadella regionale di Germaneto a Catanzaro. Sono i dipendenti che incontrano e discutono vibratamente con il commissario Guido Longo. Vogliono essere vaccinati come i colleghi del Dipartimento Salute ai quali sarebbe stato somministrato il siero. Ci faccia capire come mai ha attivato la vaccinazione per i dipendenti del Dipartimento Salute tenendo fuori tutti i dipendenti regionali. No, per una ragione semplicissima, perché noi abbiamo a che fare con... E anche noi abbiamo a che fare, commissario. In casi Covid ci sono stati tutti i dipartimenti della regione Calabria. Lei probabilmente ha fatto attivare delle vaccinazioni, ci piacerebbe sapere in quale categorie sono rientrati i dipendenti del Dipartimento della Salute, perché se fossero, se fossero entrati nella categoria altro è gravissimo. La nostra praticamente, il nostro è un dipartimento a rischio. Questa è stata la razza, anche perché se succede qualcosa qua si blocca. Io scriverò sulla stampa, lei ha ricevuto delle comunicazioni da parte del datore di lavoro alle quali non ha mai risposto. Come si blocca il Dipartimento della Salute, si blocca tutta la Regione Calabria, perché chi lavora qui non ha nulla di meno rispetto a me, commissario. Guardi, non c'è bisogno che agiamo con calma, senza alzare la voce, faremo per tutti i dipendenti della Regione. E quindi è tranquillo. Longo è una meraviglia, cioè lo Stato manda, il governo manda un commissario migliore dell'altro. Pensate che situazione di imbarazzo, colui il quale dovrebbe levarci dal pantano, levarci fuori dai guai, ha questa reazione di fronte a una protesta giustificata e vibrata da parte di altri dipendenti. E allora questa è la situazione. Pensate che non abbiamo bisogno di essere liberati? A voglia. Viva il 25 aprile. Ultimo servizio, perché c'è una buona notizia. All'Annunziata sono partite le somministrazioni con delle terapie con gli anticorpi monoclonali. Prosegue all'Annunziata di Cosenza il trattamento in via sperimentale di pazienti Covid con anticorpi monoclonali. Si tratta di un protocollo clinico attivato in collaborazione con l'azienda sanitaria e i medici di base che segnalano i soggetti che per età e patologie pregresse presentano fattori di rischio di contrarre la malattia in forma grave. I primi 12 che abbiamo trattati sono andati a casa e in pochi giorni c'è avuto il miglioramento della situazione. Adesso sono arrivati anche in Calabria i nuovi anticorpi monoclonali, noi ne disponiamo altri 140, esiste una procedura tale per cui il medico di medicina generale ce li deve mandare. Allora, siccome è importantissimo che la terapia inizi nei primi 10 giorni, il medico deve attivarci subito. Come può fare? Mandandoci una email ad un indirizzo che abbiamo messo appositamente, anticorpi monoclonali @aocs.it.
In Italia già 2000 pazienti hanno ricevuto l'infusione degli anticorpi sintetici autorizzati dall'AIFA, il Veneto la regione capofila, la Calabria è in corsa da qualche settimana. Il farmaco evita la replicazione del virus, nella maggior parte dei casi ha effetti benefici nelle 24-48 ore successive alla somministrazione. Tra i criteri di inclusione è il fatto che siano pazienti lievi, perché rispondono meglio alla terapia, non possono fare un ossigeno o terapia perché altrimenti non risponderebbero in maniera efficace, ma soprattutto sono pazienti che hanno anche altre patologie, quindi una volta che ci vengono segnalati noi nell'arco di 24-48 ore li invitiamo da noi per procedere all'infusione. Va registrata questa buona notizia perché? Perché è importante e poi ci auguriamo che possa portare benefici e soprattutto numeri positivi importanti. C'è da registrare anche rispetto ai vaccini che per quello che riguarda AstraZeneca si profila la somministrazione, soprattutto per quello che riguarda le seconde dosi nella maggior parte dei casi, ma anche le prime, nel caso in cui nessuno ha avuto alcuna inoculazione alla data odierna, soltanto alle persone di sesso maschile. Abbiamo chiuso questo numero di oggi di Seven, il nostro settimanale finisce qui, ma non la nostra informazione. Questo è il 10 del Digitale Terrestre. Buon 25 aprile. Ci rivediamo al prossimo appuntamento, ma restate con noi perché tra TG e approfondimenti questo è il canale che cerca di portare nelle vostre case la giusta informazione.